di questa materia prima così preziosa, perché non proviene da allevamento, da acquacoltura, ma è una materia prima selvaggia catturata, ci preoccupiamo che uno sforzo di pesca indiscriminato possa pregiudicarne la disponibilità in futuro. Adolfo Valsecchi è l'amministratore delegato della Marine World Brands, numero 1 in Europa nelle vendite di tonno e proprietaria dello stabilimento nelle Seychelles. Valsecchi è tra i promotori della Fondazione Internazionale per la Sostenibilità della Pesca. A questo progetto hanno aderito altri importanti gruppi, tra questi la Bolton, multinazionale olandese che spazia dai detersivi alla cosmesi fino all'ariomare, il tonno più venduto nel nostro paese. La Bolton mette in evidenza sul suo sito web che è tra i promotori dell'iniziativa. Ha scelto di non rilasciare l'intervista e di non mostrare lo stabilimento di Cermenate, in provincia di Como, il più grande d'Europa. Muto come un tonno anche il milionario settantenne thailandese Kraisorn Chansiri, che in 30 anni ha portato la sua azienda, la Thai Union, al secondo posto nella classifica dei produttori mondiali. Anche Chansiri non ha voluto mostrare lo stabilimento di Bangkok, dove, tra i tanti prodotti, produce uno dei tonni più venduti negli Stati Uniti, il pollo del mare. Anche la Thai Union fa parte della Fondazione per la Sostenibilità. Queste aziende dichiarano di operarsi per rispettare il tonno, che è sempre più richiesto. La situazione è molto ben controllata, ci sono delle organizzazioni pubbliche formate da scienziati che si chiamano RFMO, è il punto di riferimento perché è la fonte che produce le informazioni. Le commissioni regionali sono state istituite proprio per monitorare e gestire la pesca del tonno. Ce n'è una a guardia di ogni oceano. Per l'indiano la sede è a Victoria, la capitale delle Seychelles. La zona di competenza è da qui a qui, includendo quest'area. Questa è la zona più importante per la pesca dei tonni tropicali. Noi abbiamo una stima di quanto frutta economicamente il mercato del tonno in quest'area? La cifra che ricordo è 1.500 milioni di dollari. All'incirca 1.300 milioni di euro. Un giro d'affari in mano soprattutto alle flotte tonniere dei paesi asiatici ed europei. Voi non avete molte risorse? No, siamo un piccolo gruppo. In totale 6 professionisti per un oceano molto grande. Gli scienziati sono la foglia di fico. Meglio se non trovano le prove che il tonno è troppo sfruttato, così si può pescare senza limiti. Ma chi vi dà i soldi a voi? Chi vi finanzia? I Paesi membri. Pochi soldi a voi, pochi controlli. No, ho un desiderio ed è quello di migliorare la nostra condizione. La verità è che alcune ricerche costano davvero molto. Sono molto cari. Basta poi non fornire dati attendibili e il tonno sembrerà inesauribile. Ci sono molte marinerie nel mondo e ovviamente ci sono delle quote, ma non tutti i paesi dichiarano la reale cattura perché non hanno un interesse a dirlo. Non hanno interesse a dirlo. È evidente che l'interesse economico prevale sulla tutela dell'ambiente e i porti di sbarco sono innumerevoli e non sempre controllati. E vediamo come l'assenza dei controlli potrebbe essere collegata alla poca trasparenza dell'etichetta. Voglio parlare un po' con lei di etichettatura. Come mai, voi per legge non siete costretti, però in genere non si mette il luogo di pesca? Benissimo, grazie di questa domanda. Noi abbiamo messo per iscritto il nostro punto di vista, la nostra posizione nei riguardi della pesca del tonno e abbiamo detto che entro quest'anno noi specificheremo su ogni scatoletta la specie di tonno e la zona di pesca. Informazioni che gli inglesi possono già leggere sulla scatola di tonno che preferiscono. Skipjack, ovvero la specie contenuta nella scatola, e Oceano Indiano, l'area di pesca. Perché lei considera l'etichettatura trasparente legata alla sostenibilità? Perché fa questo collegamento? Cioè la specifica in etichetta, sì. Perché permette la tracciabilità, permette di partire dal punto di arrivo e ritornare alla fonte. Se si indica la specie di tonno e la zona dove si è pescato, si può ricostruire attraverso le quantità di prodotto finito quali sono le tonnellate di materia prima.
La conserva più diffusa al mondo, dunque, non ha obblighi di tracciabilità. È un altro regalo che la politica internazionale fa al settore. Questo però apre il varco alle vendite illegali e fuori controllo. Esiste infatti un florido commercio di tonno pescato da navi pirata. Un affare per chi vende ma anche per chi acquista, visto che secondo alcune stime i pirati arriverebbero a pescare fino a 1/3 del tonno Pinagialla. L'azienda di Valsecchi non compra tonno da pescherecci illegali e così hanno fatto tutti i membri della fondazione. Gli altri si dovranno adeguare perché dal 1° gennaio di quest'anno la Comunità Europea non consente l'acquisto da pescherecci segnalati per pesca illegale. Siamo stati i primi ad allinearci alla legge diventata legge dal 1° gennaio per la Comunità Europea. Che detto tra noi mi sembra un po' tardiva questa scelta della Comunità Europea, nel senso che forse è proprio Beh, è la prima presa, tardiva, ma c'è tutti gli altri paesi che sono peggio di loro. Gli Stati Uniti non l'hanno ancora adottata, quindi... Forse, mossa dal sospetto che le stime di tonno nel mare fossero un po' falsate, la Comunità Europea ha finanziato una ricerca nell'Oceano Indiano per analizzare lo stato reale della risorsa. Erano almeno 20 anni che i ricercatori, me incluso, hanno sperato che si finanziasse un progetto tanto importante. Che si finanziara un programma così grande. Finalmente l'abbiamo fatto e traiamo le conseguenze. Trajo sus conseguenze. È bastata questa piccola ricerca, che ha messo insieme le taglie dei pesci catturati con le stime degli sbarchi, ed ecco qual è il conto che il Pinnagialla ci presenta dopo 30 anni di caccia serrata e anche illegale. Non possiamo mantenere i livelli di cattura di questi anni, perché le analisi ci dicono che nell'ultimo anno lo stato della popolazione del tonno Pinnagialla ha destato preoccupazione. Ha causato preoccupazione. Tradotto significa che si deve ridurre la pesca, altrimenti inizia il declino e dopo il declino la minaccia alla specie. Gli italiani dovranno così abituarsi al sapore di altri tonni. E la cosa positiva è che oggi, per le notizie che si hanno disponibili, il tonno non è a rischio per nessuna specie in nessuna parte del mondo. Se la situazione non fosse a un punto di non ritorno, non sarebbe stata imposta la misura di bloccare la pesca un mese nel 2011, anche se, inspiegabilmente, non è stata vietata la pesca dei giovani esemplari di Pinnagialla. Sarebbe invece la prima misura da adottare per preservare la specie. Lei sa meglio di me che ovviamente pescare i piccoli significa minacciare seriamente la specie, ovviamente a lungo termine. Perché si leva dal sistema un pesce che non si è ancora riprodotto. Questo è yellowfin? Questo è yellowfin piccolo, taglia 3, 4, 8 kg. Dai 4 agli 8 kg significa che è un esemplare giovane e che non si è ancora riprodotto. L'adulto pesa almeno 18 kg e arriva a misurare 1 metro, almeno stando agli studi di biologia riconosciuti. Senta, quant'è più o meno 1 metro? Riesce a pensare, a ricordarselo, 1 metro? Sì, così. Così? Anche lei forse non è molto bravo con le misure. Va bene. Questo è 1 metro. Ecco. E allora? Allora, il metro è la misura che raggiunge il Pinnagialla maturo sessualmente, cioè al di sotto del metro non è maturo sessualmente. Questo stando alla biologia riconosciuta. Quindi vorrebbe dire non comprare Pinnagialla al di sotto di 1 metro per essere sostenibili. Voi non avete questo limite, nessuno ve l'ha imposto. No. Da sempre è tonno qualità pinne gialle. La Bolton a domanda risponde che utilizza esemplari di Pinnagialla dai 3,4 kg in su. D'altro canto, nessuno glielo vieta. Da sempre è così tenero che si taglia con un grissino. Tenero anche d'età. Ma se si aderisce a una fondazione per la sostenibilità, si dovrebbe seguire il principio della precauzione. Agire oggi per un tonno sostenibile domani, in fondo, era lo slogan della loro prima conferenza tenutasi alle Seychelles 3 mesi fa. E dire che sono proprio le industrie conserviere che potrebbero condizionare la pesca. In fondo, sono loro ad acquistare la materia prima.
Il problema, secondo me, sono le fabbriche. Se io porto una volta la dimensione che non è giusta, che è piccola, se non me la comprano, io non lo pesco di nuovo. Il pescatore non è stupido. Qualcuno le compra i pesci piccoli? Certo, ci sono momenti in cui non c'è pesce e le fabbriche hanno bisogno e non possono fermarsi. Quindi lavorano anche il piccolo. E anche il piccolo ha il suo valore. Anche se è a meno prezzo, però loro, lo sai... Lei, volendo, potrebbe evitare di pescarli?